Lo sai che più si invecchia, più affiorano ricordi lontanissimi, come se fosse ieri. Mi vedo a volte in braccio a mia madre e sento ancora i teneri commenti di mio padre. I pranzi, le domeniche dai nonni, le voglie, le esplosioni irrazionali e i primi passi, gioie e dispiaceri. La prima goccia bianca che spaventa e che piacere strano, è un innamoramento senza senso, per legge naturale a quell'età. I primi accordi su di un organo da chiesa in sacrestia ed un dogmatico rispetto verso le istituzioni. Che cosa resterà di me, del transito terrestre, di tutte le impressioni che ho avuto in questa vita? Mi piacciono le scelte passionali, quella saggezza pratica che si tramanda al popolo. Adoro quando sto lontano qualche settimana, quell'atmosfera che ritrovo ritornando qui in Emilia, figlio di un pensiero rosso e partigiano. Di recente ho qualche fremito diverso sul creato. Anch'io a guardarmi bene vivo da millenni e vengo dritto dalla civiltà più alta dei Sumeri, dall'arte cuneiforme degli scribi, e dormo spesso dentro un sacco a pelo perché non voglio perdere i contatti con la terra. Che cosa resterà di me, del transito terrestre, di tutte le impressioni che ho avuto in questa vita? Che cosa resterà di noi nel transito terrestre, di tutte le impressioni che abbiamo in questa vita?